Rieccoci amici, riprendiamo subito con questo 30° episodio. Lo scorso è stato brevissimo, ma pensavo di aver fatto almeno mezz'ora. Invece ho calcolato un po' male i tempi. E allora, proseguiamo con queste guerre. Stiamo aspettando. Intanto questo cardinale non è più leale a noi. Allora, comunque siamo messi abbastanza bene. Ok, tornato un diplomatico. Pensavo magari di annullare mm, l'accesso militare che abbiamo chiesto alla Tunisia, no, all'Algeria, scusate, una miriade di tempo fa. Ecco, come ci aspettavamo, la sovraestensione sta causando rivolte e fino a per 3 anni, diciamo, avremo questo grave problema. Allora, arrivate ragazzi, arrivate. Abbiamo fondato questa flotta nemica. Ci siamo riusciti, ma cavoli. Ok, prendiamola come cosa buona. Ok, questi stanno tornando indietro. Ah, siamo anche bloccati. Ok, va bene. Bene questi assedi che finiscono. Un'ottima cosa. Ok. Cerchiamo di rimigliorare le relazioni con questi genovesi perché... tra l'altro dovremmo... Ecco, come ci potevamo aspettare pure la Svizzera è entrata nella coalizione contro di noi. Mm. Ecco, questo tra l'altro è un esercito nemico, eh. Norvegia ha ceduto una provincia alla Russia. Eh, ci toccano eventi brutti. La Norvegia è in coalizione pure. Ah, va bene, questo ci fa sempre un prete, un predicatore influente che ci fa guadagnare. Abbiamo perso il commercio in cacao, vabbè. Ci fa guadagnare un po' di influenza, dicevo, sul Papa. E vabbè, che ci possiamo fare? Abbiamo scoperto Sant'Elena. Qui stiamo... No, dobbiamo tornare indietro. Già, dovremmo, più che dobbiamo. Ottobre. Io ho un po' di timore. No, dobbiamo tornare indietro subito perché... può andare. Beh, perché no? Torniamo ancora qua. Allora, ecco. Una rivolta. Per fortuna avevamo ancora le navi qua. Non le navi, l'esercito. Adesso dovremo andare a sconfiggere questi ribelli prima che ci facciano fritti. Non cambiano gli obiettivi, come era anche lecito aspettarsi. Ok. Dai ragazzi, non potete farvi decimare dai contadini, no. Ecco, questo è il nostro famosissimo super esercito. Come vedete è quasi imbattibile. C'è bello se non lo sconfiggono 4 contadini. Questi non ci daranno mai l'accesso, quindi rimarremo bloccati per l'eternità. Vabbè.
Aspettiamo la fine del mese, vediamo se riusciamo a far pace con... Non ci riusciremo mai, vabbè. Lo so già io. Aspettiamo anche qui la fine del mese. No, forse qui è meglio non aspettarla. Beh, aspettiamolo. Ecco, vabbè, questo è un evento insignificante. Speriamo di arrivare in tempo, che non siano troppo fortunati questi ribelli. Oh, bene, abbiamo fabbricato finalmente le pretese sull'Ica. Affondare una nave pesante in questo modo non è male, eh? Va bene. No! Abbiamo perso le pretese sul trono francese. E... Jean III? Ma... siamo stati sfortunatissimi. Cioè, è morto il loro re e l'erede ha appena 0 anni. Quindi se non fosse nato proprio chissà quanti mesi fa, pochissimo tempo fa, insomma. Ah no, hanno ancora? Boh, una successione disputata. Insomma, non si capisce niente. L'unica cosa che si capisce è che non si capisce niente. Pure qua una rivolta. Tra l'altro qui siamo completamente sprovvisti di esercito, eh? Secondo me... No, scherzo. Dove sono sti spagnoli però? Mi preoccupa non vederli. Di sicuro sta ancora... Ah, ecco. Buono. Voi dovreste starvene buoni invece, eh? Ok, qui non c'è proprio più niente da fare. Ma il fatto è che non possiamo dichiarare guerra perché anche i loro alleati... L'Austria è nella coalizione. La Bretagna non abbiamo casus belli contro di loro e non potremmo dichiarare guerra in alcun modo. Insomma, siamo rovinati. Non provarci. Ok. Vediamo voi. Non accettate? No, proprio per niente, eh? Ok. 1000 rivolte. Ok, qui non ce l'hanno fatta per ora. Però temo che dovremo aspettare un altro mese. Ah, gli austriaci non è che siano molto simpatici al momento. Eccole. Vabbè, questa non fa niente. Invece Messina e Calabria guadagnano un eh, hanno un grande desiderio di liberarsi dal nostro dominio. Malefici. O non riuscirci proprio adesso, eh. 16 che si è impiegato. No! Tra l'altro ho fatto una cavolata, potevo sbarcare direttamente prima. Perché sto sbarcando in questa maniera? Ecco, questo è quello che ci chiediamo. Vabbè, non è niente di grave. Niente di grave, lasceremo qui 2 uomini proprio a fare il loro assedio. Qui guardate tutte le province che stiamo cercando di integrare. La Spagna non ci interessa le sue proposte. La No, non è una cosa buona. Speravo di avere un casus belli contro la Bretagna in qualche modo, ma... Ok. Ma non potevate resistere un attimo i più maltesi del cavolo? Giustamente. Oh mio Dio, mica tanto giustamente. Abbiamo migliorato del tutto le relazioni con... Ok. Situazione al cavolo.
Allora, da chi partiamo? Allora, io andrei in Inghilterra. È molto importante che questi inglesi prima o poi escano dalla coalizione contro di noi. Ok, abbiamo vinto Malta. Io direi lasciamo proprio quel tanto che basta. Questi sono nazionalisti bizantini che uno pensa che non dovrebbero più esistere, invece. Ok, se li trova che stanno assediando il nostro territorio. Accidentaccio, qui non andiamo bene. Proprio no. Non abbiamo neanche esercito qua. Ok, qui ci siamo riparati. No, cavoli. Genova è entrata nella coalizione contro di noi. Va bene. Però ormai con questi potremmo anche far pace, eh? No, scherzo. Non abbiamo diplomatici. Vabbè. Come va la situazione nell'impero? Insomma. No, qui però... Nicheforo Romanos. Portatore di vittoria vorrebbe dire, però non stai avendo tanta fortuna. Nicheforo. Aie, qui i Mamelucchi, giusto, stavano facendo... Ah, wow! Sono stati costretti a liberare Bisanzio. Un momento, però. Voi tornate in Achea. Hanno ceduto Mosul, Karbala, Yabal, Shammar. Insomma, queste stranissime province hanno liberato Bisanzio. Oh mio Dio, sono completamente occupati dagli ottomani. Maledetti ottomani. E anche Tripoli, come se già non mi stesse abbastanza antipatica Tripoli. Vabbè. Comunque ad Atene abbiamo vinto, e questa è la cosa più importante, forse. Dobbiamo andare in Kelmia adesso. Speriamo che non abbiano successo invece sti qua. Eh. Ok, niente di grave. Qui cosa c'è? Inutile. Pure la Spagna è arrivata qua. Eh. Allora adesso dovremmo vedere se queste navi le riusciamo a rimettere in mare. Io direi... Queste sono un po' troppo distrutte. Proviamo comunque a proseguire. Ci affonderanno la flotta come minimo. O meglio, dai, facciamo così. Da che parte passiamo? Ma proviamo ad andare da questo lato normale. Eccolo, pure gli ufficiali disertano e perdiamo tradizione militare. Però qui dobbiamo far velocissimo. Ok, abbiamo finito anche questa.
Qui continuano a sbarcare però, E non dovremmo consentirglielo, ma in realtà la flotta che abbiamo è questa. In realtà abbiamo anche una flotta rimasta qua. E sorveglia i mari del nord. Vabbè. Non è proprio il massimo, soprattutto perché... Già, ok. Allora facciamo così. Voi non vi ribellate, vero? E insomma. Fatemi così. La metà di voi... Anzi. Voi salite sulle navi e andatemi in questa zona. Voi, dato che finalmente abbiamo un po' di manodopera. Ok, abbiamo fatto fare questo. Reclutiamo un po' di uomini, insomma. Abbiamo convertito anche Voluf, Vifuf. C'è Tunisi. Ci impieghiamo un po' tanto a Tunisi. D'altronde non abbiamo alternative. Allora, questi dove li mandiamo invece? Andiamoli qua. Sta sbarcando eserciti sempre più grandi qua. Accidenti a loro. Allora, qui andiamo benissimo. Diplomatico. Anche questo. Dove lo rimandiamo adesso? Questa pace non si può fare, giusto? No. Vabbè. Rieccolo! La stessa roba di prima. Ecco, ti pareva che il nostro agente non dovesse essere scoperto come al solito verso la fine? Uh. Uh. Oi oi. Scappate! Mamma. Siamo a rischio. Ok. Allora io direi facciamo fuori sti maledetti. Maledetti, poveretti, più che maledetti però. Pure qui i patrioti castigliani. La sovraestensione è un guaio bello e buono. Qui abbiamo perso pure una nave. E come mai? Pure una galea. Va bene, stiamo andando malissimo. Oh mio Dio, ecco perché. Ma vinceremo, vero? Allora dobbiamo... Oh mio Dio. Stiamo pure perdendo. Già, la sovraestensione riduce anche di molto i nostri introiti da commercio, ma davvero di molto. Oh mamma, siamo in una brutta situazione. L'ho già detto. Siamo in una brutta situazione, brutta situazione. E dove li mando io tutti sti quei... L'ANSA ci odia. Ci odiano tutti. Evviva! Ah, siamo in guerra, ecco. In effetti è una buona ragione per odiarci.
Ok. Dai, fatemi fuori sta gente che non... Bene. Ok, abbiamo ingaggiato a Modena. Perché mi deve morire? Non abbiamo più soldi qua. Morti tutti. Il mantenimento all'esercito è il 10%. Però si fa pagare come un pazzo. No, dovremmo forse reclutare costui. È l'unico che possiamo permetterci. Al momento, dai. Oh, bravissimi. Oh, abbiamo finito l'assedio alla Provenza, tra l'altro. Libia a Tripoli. Hanno dovuto cedere pure la Libia. Dove siamo finiti? Oh mio Dio. No, questi sono portoghesi maledetti. Sono tutti maledetti questi. Allora, dov'è che è finito il mio... Ecco. Voi andate prima qui, guarda. Maracaibo hanno... No! Ah, vabbè. Sono contadini del cavolo. Quasi quasi. Però abbiamo pessima... Come mai abbiamo pochissimo prestigio? Ma... Perché volendo potremmo anche accettare le loro pretese. Abbiamo troppe flotte però, eh? Separate l'una dall'altra. Ma voi andatemi qua, per favore. Ho peggiorato la situazione però. Ok, abbiamo fabbricato le pretese su Pisa. Famosissime pretese su Pisa. Allora, mio Dio, qui la Danimarca. Che situazione. Qui c'è affondata mezza flotta, ok. Però tutto sommato ce la possiamo cavare. Ah, almeno una cosa buona c'è stata. Mm. Allora, non ho neanche più soldi per costruirle le navi. Ok, però abbiamo vinto. Loro non sono neanche morti. Sti disgraziati maledetti. Sembrava andare tutto bene, invece. Giustamente ci doveva essere qualche colpo di scena che giocasse a nostro sfavore. Qui se andiamo contro gli spagnoli ci distruggono. Sì, probabilmente gli spagnoli avranno... Oh cavoli. Cavoli. Davvero hanno colonizzato. E voi che cavoli fate? Va ok, voi fate i bravi che è meglio. Acconsentiamo. Eh, era meglio farlo prima, eh? Sapete, io credo, forse, magari non c'entra niente. Ma ho l'impressione che non abbiamo preso noi la... C'è il successore alla Francia perché aveva meno prestigio? No. Oh mio Dio, siamo davvero tantissimi. Allora, fate i bravi voi però, eh. Fate così. Allora.
Voi cosa fate? Romagna e Marche, tutti si vogliono ribellare. No, non saprei proprio cosa fare. Facciamo così, mandiamo questi. Allora, qui abbiamo anche un colono che forse dovremmo usare qua. Sarebbe una buona idea. Allora, dov'è finito? Ah, ecco, me li sono dimenticati qua. Ok, però facciamo in tempo, tanto dai. Il Marocco qui potremmo farci pace. Già, facciamo pace col Marocco, dai. Facciamo i bravi. Vassallo che ci paga pure. Ok. Ok, ok, chi ci odia? Nessuno, meglio. Un vassallo in più. Non ho sbagliato niente, no? Ancora. Va bene. Qui prendiamo questo. E a sto punto, forse appunto era il momento di impadronirci alla colonia portoghese, ma in realtà non sarebbe proprio il momento giusto. C'è anche quella spagnola qua. C'è un po' di tutto. Ecco finalmente un obiettivo interessante. Prendiamo Pisa, dai. Allora, qui pare che l'assedio non finirà mai, perché non finisce mai. Non è bloccata. Ah no, eh. Qui siamo dietro i 3000 uomini, va bene. Mica tanto bene, però va bene. Qui c'è una flotta nemica. Potremmo anche affondarli, sti malefici, eh. Allora, vabbè, mandiamole. Ora di qua. E poi appunto abbiamo il... Che fine ha fatto la... Ok. Tu vammi qua, per favore. Siamo in una situazione davvero poco piacevole. Capobon. Arrivano l'11. Siete spacciati. Già. Allora. Qui siamo finiti nuovo. Non so come. Ecco. Vabbè, non abbiamo perso quasi niente. Buono.
Ah no, giusto, prima dobbiamo toglierlo a queste. Allora, voi arriviamo prima noi, avete capito? Eccoci qua. Così imparate a sbarcare sul nostro territorio. Imparerete. Ok, Jacopo. Comunque qui abbiamo due diplomatici che non fanno niente. Che è una cosa atroce per me. Allora. Tu. Ci vuoi bene? Bravo. Dovrei chiedergli l'accesso tra l'altro. Abbiamo raggiunto il limite però qua. Però stiamo garantendo lo Stato della Chiesa, che non è proprio una cosa utile. Tu, Stato della Chiesa, ci odi? Sì. Vabbè, miglioriamo le relazioni pure con te. Così. Ah, giusto, abbiamo sto cavolo di colono. No, dove sono le nostre colonie? Dovremmo mandarle alle colonie, i coloni, no? Ah, appunto. Questa è una colonia. Allora, dov'è? Non abbiamo l'elenco delle colonie da qualche parte. Ecco. Una qui, una qua e questa. Ok. Oh, ecco. Oh, questa l'hanno fatta. Cioè, sti inglesi stanno continuando a espandersi da queste parti. Gli spagnoli non scherzano nemmeno loro. Ma mandiamolo qua. Oppure cerchiamo di mandarlo qua. Bah, proviamoci, dai. Perché preferirei precedere i francesi. So che anche loro avrebbero interesse a fare cose di questo genere. Qui non abbiamo perso niente noi. No, sono loro che stanno perdendo tutta la flotta. In un colpo solo. Bravi. Però noi non abbiamo guadagnato niente a tutto ciò. Se non magari un po' di tradizione navale, spero. Le caravelle sono in una pessima situazione. Adesso dobbiamo pensare. Allora, abbiamo convertito gli eretici. Quante rivolte ci sono in giro? Contadini, dove? Safi non ci serve. No, per il momento non possiamo convertire nessuno. Qui, bello. Qui ci sono i contadini, qui. No, devo prendere Tangeri qua, veloci. Ok. Magari lasciamo qualche cavaliere. Allora, no, ci siamo capiti male, come al solito. Ok, qui questa è la nostra principale armata. Mandiamola a Ceuta, dai. Poveri contadini sono distrutti da. Questa non ci voleva nemmeno questa. Ormai il costo è reso stratosferico dalla sovraestensione. Ma non possiamo far molto. Qui tra l'altro dobbiamo intervenire il prima possibile. Che situazione del cavolo. Ok, abbiamo finalmente un diplomatico libero in più.
Allora, qui mi sono dimenticato di qualcuno. Quasi. Successo del commercio, eh. Bene. Forse riusciamo a combinare qualcosa. Ok. Beh, la Bretagna non ci interessa molto, anche se è in coalizione. Chi c'è che ci può interessare? La Svizzera? Faccio la Svizzera. In realtà sappiamo che tutto questo è inutile, però va bene. Va bene anche se è inutile. Speriamo che si concretizzi il 50% di possibilità che abbiamo di fare in modo che ci sia qualche carenza di rifornimenti. Qui riusciamo a farli fuori, dai, dai che ci riusciamo. Andate! Non hanno speranza. Per un pelo, eh. Vedi, questo embargo sarebbe utilissimo per dichiarare guerra. Cavoli. All'Inghilterra. Ecco, finalmente abbiamo un casus belli contro costoro. Ma come lo concretizziamo? Allora, Treviri. Direi, togliamo questo diplomatico da Treviri. Ma scusate, dove... Ah! No, tu non devi essere qua però. Tu vai qua. Fammi fuori la flotta provenzale, per favore. Bello che non si aiutano nemmeno tra loro questi... spagnoli, quindi non hanno proprio davvero più speranze. Vai, Panama sotto attacco. Vediamo di farli fuori. Ok. La nostra tradizione militare è comunque a livelli bassissimi. Riusciamo a perdere in superiorità numerica schiacciante, no? Finalmente, ecco, abbiamo attaccato la flotta provenzale, qui non ci sarà problemi. Ottimo questo. Un nuovo insediamento, i nostri sforzi per sviluppare Pathos vanno avanti, ma ora alcuni coloni hanno rifiutato la nostra capitale. Ah sì? Hanno rifiutato, no, hanno rifiutato la nostra capitale e hanno iniziato a stabilire un nuovo insediamento molto lontano, abbastanza lontano dall'originario. Ah, quindi hanno creato un nuovo insediamento in un altro centro. Quindi le persone si spostano in questo secondo insediamento e noi insomma ci è consentito di dividere i nostri sforzi. Però dividere i nostri sforzi, possiamo abbandonare l'insediamento per guadagnare prestigio, oppure grazie al nuovo insediamento avere più tasse, che è la cosa sicuramente migliore. Ok, flotta provenzale, sei andata, addio, ciao ciao. Abbiamo guadagnato pure una galea, però qui sono più curioso di vedere cosa combina sto generale da strapazzo. Sta andando abbastanza bene, anzi molto bene ormai. Però abbiamo sempre questi stupidi problemi con
contadini. Vabbè. Allora, qui ci sono i tartari, giusto? Li riusciamo a far fuori? Oh mio Dio, stavano quasi per aver successo. Oh mio Dio, questi non dovevano avere sto sentimento troppo nazionale perché ci causeranno gravi problemi, come già posso immaginare. Poi andate pure qua. Le Canarie, questi chi sono ancora? No, patrioti castigliani. Ci toccherà fare la solita. Ok. Concedergli le loro prerogative. Allora. Addio. Addio. Veloci. Addio. No, non è addio. Sì, è addio. Ok. Allora. A parte le danneggiate, facciamo andare le altre qua. Ma cerchiamo di staccare un po' gli inseguitori qua. Qui vabbè, prendiamo pure queste. No! No! Ma perché sempre di un giorno io devo perdere? Questo è stata davvero terribile sta cosa perché... Ma cavolo, in quanto tempo hanno finito il loro assedio? Neanche il tempo di iniziarlo, hanno già sconfitto le nostre guarnigioni. Poi Corfù... ah, che disastro, che disastro. Questo risulterà in spese extra e anche in tempi extra di annessione di potevo inviarli subito, eh. Ma fate subito un assalto qua. Però sprecare 80 e passa di potere amministrativo non era certo il mio intento. Oh mio Dio, qua vedo che sono messi un po' male, eh. Questa proprio non ci voleva. Avevamo quasi finito. 16%, cavoli. Eh... Quanto stupidamente abbiamo perso questi punti, non si può definire, però... che dire. Non ci possiamo far nulla. Allora. Una metà va da qua, dai. L'altra metà... ma non so neanche dove mandarla. Mandiamola nei pressi di Corfù. Dov'è? Sì, qui. Qui io direi che un trattamento un po' più duro non farebbe male. Mio Dio, anche qua. E questa davvero non ci voleva, eh? Ok, abbiamo colonizzato qua.
Voi andatemi un po' più in giù. Anzi, vabbè, andatemi un po' più in giù per ora. Una opposizione molto diffusa. La nostra nazione è estremamente infame e ci sono molte persone a Venezia che hanno preso un'eccezione a questo. Sì, cioè che prendono le distanze da noi. Questo però ci fa perdere pure la stabilità e quindi andiamo di bene in meglio. Ui, beh, non è proprio un problema questo. Eh? Maledetto, quanto t'ho pagato? E mi lasci la corte. Orrificato, cioè... Sì, orrificato, si può dire. Disgustato, insomma, la nostra politica estera, tesa alle conquiste, più importante dei nostri consiglieri si è dimesso. Ecco. Queste sono le ragioni per cui pure 20.000. Ma quante cavoli? Mamma mia. Ok, addio ragazzi. Ehm, Sì, l'unica cosa che ho capito è che siamo nei guai seri. Scontento tra i mercanti, pure questa. Ok, perché potete fermarvi questa catena di eventi negativi? Vabbè, chi mettiamo allora? Questo. C'è qualcuno che dobbiamo convertire? Safi no. Nessuno. Però almeno convertiamo un po' più velocemente. E qui chi c'è? Ecco, questo è quello che ci serviva. Appena potremo, anzi magari appena abbiamo ridotto la sovraestensione, direi. Ecco la nostra fortezza di Parma è sotto assedio. No, sì, giusto. Momento. E no, perché devo togliere... oh, allora, facciamo una cosa più seria. Questi e questi. Invece questi... No, ho ancora sbagliato qualcosa. Volevo lasciare 3 di questi. Ok. Dobbiamo spostarli. Ok. Abbiamo ingaggiato i nemici. Sia per terra sia per mare. Dovremmo stradistruggerli. Sì. Speriamo di aver più fortuna. Dov'è che ci assediano sti portoghesi? L'Austria si è presa 3 province e ha costretto anche il Brandeburgo a cambiare capitale. Qui solita battaglia del cavolo, però vabbè dai, almeno abbiamo distrutto le navi nemiche. No, un secondo però.
E intanto accidenti, i Mamelucchi hanno ceduto 4 province agli Ottomani. Mm, Ce lo potevamo aspettare. Questi Ottomani, cavoli, non è bastato che noi li distruggessimo per evitare la loro ascesa terribile. Vabbè, tu continua. Qui mi son pure dimenticato, ma maledetti portoghesi. Non sta andando tanto bene questo episodio. Mi sta... Allora, tu... No. Tu ok. Mi servi tu. Vai all'attacco, vai. Vabbè, dovrei fare in tempo a riconquistarla molto velocemente. Qui stanno tornando indietro anziché procedere. Interessante. Ah, ok, non avevo visto che non c'era la pausa. Mantova, Cumana, patrioti portoghesi. A Mantova chi c'è? Poi c'è gli urbinesi, contadini. Boh, non so neanche che cavoli fare. Allora, miglioriamo le relazioni col Marocco, dato che non so cosa fare. Boh. Ok, spagnoli distrutti. Ma io con questi cosa devo fare? Li lascio fare quello che vogliono, dai. Voi chi siete, patrioti greci? Facciamo fuori almeno sti qua. No, però. Fammi qua, dai. Oh, bene, Panama finalmente, una colonia che si regge da sola. Wow. Un nuovo stato coloniale. Colombia Lombarda. Ma chiamiamola semplicemente Colombia. Anzi, chiamiamola col nome di Moro che aveva scoperto la zona, anziché Colombo. Moro. E come la chiamo? C'è la Morea in Grecia, chiamiamo Nuova Morea. No, non lo so. No, vabbè, chiamiamola Colombia normalmente, dai. Colombia. Ok. E già. E io intanto colonizzo un altro.
questa zona ci dovrebbe... Forse qua. C'è un'isola di questa zona. Allora. Eh, qualcuno ci salvi. Ecco, bravi. Ma neanche a dirlo, qualcuno ci salvi. Salvateci. Non ho speranza. Vabbè, dai. C'è... No, allora, qui nessun leader. Allora, qui dobbiamo dargli un leader. Un'altra rivolta. Questo pure. Capitato pure. In Islanda. E adesso. Qui stanno per sbarcare di nuovo. Con il loro inutile esercito. Oh, bene, però abbiamo finito l'assedio di Pisa. Questa è già una buona notizia. Oh mio Dio. La Russia qui si espande da dannata. Già. Ok. Non riusciamo a procedere in una maniera normale, insomma. Eccola. Falkland. Ma... Oh cavoli, anche questa è colonizzata. Maledizione. Cioè, tutte e due le isole sono state colonizzate. Per fortuna le ho scoperte. Sti spagnoli, perché se voi li lasciavate in pace, se ne stavano là belli e buoni. Speriamo che non le abbiano già finite, più che altro, sti coloni, perché... No, beh, quella spagnola non credo ancora. Perché è abbastanza... Beh, era recente, un bel po' di tempo fa. Allora, facciamo così. Tu vammi qua. Mio Dio, però sti contadini non scherzano affatto. Ui. Ah, siete semplicemente... Ah no, giusto, avendo distrutto... Cioè, conquistato Pisa. Allora... Rio de Oro li abbiamo fatti fuori. Safi un po' meno. Cavoli. Dai, durerà ancora poco, durerà ancora poco. Richiamiamo quelli alla Svizzera. Malta, ok, abbiamo preso... Questi vanno bene. Aspettate, però, sono troppi eventi, non capisco più niente. Oh. Diplomatico è arrivato. Tangeris è rivoltato. Sì, però, I contadini hanno vinto. Mio Dio. Qui non si può far pace, per favore, permesso. Potrei far pace. Ah. Vabbè, ma non ho convenienza ora a far pace. Ok, distruggiamo almeno i portoghesi. Ah, ma sono dei cannoni, truppe d'artiglieria, benissimo. Bene, Lombardia teniamola ben fortificata. Forse era necessario un ulteriore... Ok. Che situazione dal cavolo. Ecco.
Ecco, ora voi ho capito che cosa fate. Cioè, dov'è un leader qua? Vabbè, voi tornate indietro. Non c'è più un leader, ok. Ok, questi li abbiamo fatti fuori. Uh. E che cavoli? No, ho visto male, non ho capito niente. Va bene. Mi sembra di averli battuti. Pure la Lucani e il Salento ci odiano. Ok. Respiriamo. Non mi sento tanto bene. Allora però, dove possiamo andare? Abbiamo solo l'imbarazzo e la scelta. Genova, Ulm, Svizzera, se sbaglio. Norvegia. Boh, mandiamo in Norvegia. E a Ulm, che cavoli ne so. Non abbiamo diplomatici. No, perché? Ho fatto una cavolata. Vabbè. Non ce la faremo mai a resistere a tutte queste rivolte. Aiuto! Ecco, questa è la ragione per cui in genere non è molto conveniente avere una sovraestensione tale. Aiuto. Safi. Ok, Corfù fatti fuori. Quelli Corfù li abbiamo distrutti. No, non si può però. Questo è il solito errore del cavolo. Voi andatemi a Ragusa. Ok, abbiamo ingaggiato il nemico di nuovo. Però dai, dovrebbe... Questa sovraestensione da paura dovrebbe finire a breve. Però c'è anche la questione qua, eh. No, questa volta non ci facciamo fregare di nuovo. Maledizione. Allora. Oh, bene. No, no, calma. Andatemi, ecco qua. Ok, anche voi. A voi vi mando a Reykjavik. Ecco, quindi fate così. Ok, bravi, aiutatemi pure voi. E vabbè, ma questo è troppo. Vabbè, questi in Bosnia se non hanno successo sono davvero sfigati perché... Ancora. No, io questo lo lascio da parte. Ti pareva? Però anch'io sono un po' sfigato perché arrivo sempre con qualche giorno in ritardo. Non è più leale a noi. Vabbè. Ok. Hanno preso delle idee sti qua. Oh cavoli, hanno preso le idee da esplorazione. Oh cavoli. Come temevo. Speriamo però che non ci arrivino. Per ora non stanno colonizzando niente. No. Sembra di no. Dobbiamo chiudergli ogni possibilità in America, se no
siamo rovinati. Allora, voi fatemi così però. Ah no, questi non posso neanche muoverli. Voi andatemi qua. Voi qua. Tu stammi qua. No, l'esploratore è l'unico che non mi interessa. Allora, questa volta vi abbiamo distrutti per bene, mi pare. In tempo soprattutto. Bene, Firenze, la Bosnia. La Bosnia. Facciamo pure un assalto, speriamo di aver successo. Le Marche, ok. Io direi... Ok. Ok, ok. Urbino. Minchia, 25 di prestigio. Un po' tanto, 25. Però accettiamo. Questi sono i più gravi. Adesso proviamoci qua. Ma quanto manca alla Lombardia qua? A dicembre. Qualche mese. Aiuto! Tu cosa fai? Come osi? Vorrei almeno uscire da questa situazione prima di concludere l'episodio. Dai, usciamoci da questa situazione, per favore. Anzi, voi andatemi qua. Bravi, bravi. Distrutti. Datemi a tangere prima che sia tardi. Qui dovrò caricarci un esploratore, ma i miei generali sono già fin troppo occupati. Non so come farò. Ok. Ah, guarda, ci sono pure qualcuno che ci aiuta. Ho visto che abbiamo scoperto qualcosa. Però non ho capito cosa. Strano però. Beh, non sono contento se non riescono a espandersi troppo quei francesi, però mi sembra... comunque dovremmo stare attentissimi d'ora in poi ai francesi. Wow. Un attacco leggermente portentoso. E Dirne si è ribellata. Pathos pure. No, beh, Pathos non è che sia stato sto gran pericolo, però... Tangeri. Ok, Mantova abbiamo fatto fuori sti pazzoidi. Ce la facciamo? Ok. Tanto il leader migliore è loro. Allora, però qui mi sto dimenticando di nuovo di una cosa leggermente importantissima. Di una ribellione che cacchio, cavoli, ce la fanno, mio Dio. Vabbè. Già se mi sbrigavo non ce la facevo, figuriamoci a non sbrigarsi. Vabbè che magari potrei anche essere fortunato una buona volta, no? Perché no? Impossibile. Vabbè. Allora, ecco, voi andatemi di qua allora.
Ok, a Tangeri abbiamo fatto fuori un esercito. Ci prepariamo a farne fuori un altro. Anzi, magari facciamo prima fuori questi che sono gli unici che in realtà siano più battibili. Accidenti. Lasciamo sti qua fermi e andiamo a Z, dai. Ecco, invece sono sempre fortunatissimo, giustamente. Quindi dobbiamo accettare la loro richiesta e ricominciare da capo. Per fortuna ho Reykjavik. È più accettabile come cosa. Ecco, ti pareva che proprio 5 giorni prima che finisse l'integrazione alla Lombardia accadesse proprio l'evento più antipatico. Vabbè. Ah, mio Dio, povero me. Perdo pure la legittimità che ho conquistato in 20 anni. Vabbè, abbiamo Tunisi. Bah. Io lascio che vada avanti. Magari adesso che non abbiamo più il problema della sovraestensione, questo cadrà nel nulla, ma dubito. Oh cavoli, e voi come avete fatto a potenziarvi così velocemente? Questa è una bella domanda. Ah no, però come prima cosa facciamo sto tentativo qua perché no, non ci siamo capiti. Tu dovevi salire sulla flotta, ok. Ok, abbiamo integrato la Lombardia comunque. Una buona cosa è successa almeno. E adesso che cavoli facciamo? Ci vogliamo passare altri anni di questo tipo? Mi annetto tutto quanto e ci proviamo? Ecco, questa è la domanda. Qui ci sono pure... Andiamo a recuperarli sti qua perché... Probabilmente è quello che ci toccherà fare. Così almeno ci annettiamo definitivamente sti qua. Ho bene una colonia finalmente, ha finito. Allora, dove però... Ok. Io direi... Adesso annettiamoci sta colonia portoghese. Com'è che ne hanno una terza adesso? Non mi piace per nulla che ne abbiano una terza. Spero non distruggano la colonia che io ho occupato. Lo scopriremo presto. Cumana dov'è? Patrioti portoghesi. Vabbè. Ho perso tutto il prestigio che potevo avere. Va bene. Allora, qui però questi non servono più. E però questa volta li lascio qua perché ho capito che forse è meglio. Che abbiamo ingaggiato quelli di Edirne.
Oi. Ok. Ok. Sì, eh. Che cavoli di guerra è questa? Mm. Ehm. Va bene. Stiamo calmi. No, che calmi? Siamo morti. Stiamo morti. Pure la Russia. Sai cosa faccio io? Mi prendo l'Ica. No, non è una cosa possibile, eh? Ecco, questo è il lato negativo di avere grossissime coalizioni contro di te. Potrebbero esserci guerre non esattamente di facile svolgimento. Allora, che cavoli faccio? Vabbè. Ui. Ci sei o ci fai? E va bene, sì. Un piccolo errore grafico. Capisco. Allora, Edirne abbiamo fatto fuori quelli Edirne, ma la cosa non è che mi raccheti molto. Allora, stiamo già perdendo non so come. L'Inghilterra. Ma perché la Russia è alleata dell'Ungheria? Sì, capisco. Va bene, allora chiudiamo direi qui l'episodio. E cerchiamo di vedere come potremo in futuro cioè, sopravvivere a questo attacco pazzoide. Io direi questi. No, sarebbe bello far fuori un po' di russi. Che livello militare hanno? Un po' alto. Beh, noi possiamo progredire un po' di più. Già. Progrediamo, progrediamo. Comunque abbiamo i francesi al nostro fianco, per fortuna. Nonostante tutte le cose che abbiamo fatto patire. Eh, mamma mia. Che storia. Beh, qui almeno stiamo vincendo. Abbiamo davvero niente in manodopera. Siamo nei guai più completi e proprio ora ci dichiarano guerra. Ecco, qui facciamo una cosa. Prendiamoci la colonia portoghese e mandiamoci il nostro uomo di fiducia. Qui le armate canadesi non si sa come mai sono andate qua. Comunque, in questa situazione di gran difficoltà, ci troviamo a fronteggiare grandi pericoli. Allora, la cosa che pensavo di fare io di queste cose era conquistare queste due appena quando con questa guerra in mezzo non riusciamo a fare un bel niente. Tra l'altro abbiamo avuto sta sfortuna qua pazzesca di Lower Dawn, maledetti. Perché non siamo riusciti a integrarlo? Perché? Cosa abbiamo fatto di male? Ma andrà che non riusciamo a integrare neanche l'altro, sarebbe davvero la fine se i russi arrivassero troppo presto. Però qui non hanno neanche armate quelli del Commonwealth, sono completamente distrutti. Ma davvero? Non avete armate? Commonwealth. No, certo che le avete. Non hanno manodopera, però le armate le hanno. Dove sono? Questa è la domanda. Qui in mezzo all'Europa. Va bene. Faranno una brutta fine. Come me. Vabbè, insomma.
Le nostre espansioni così agguerrite non sono piaciute per niente ai nostri vicini, che hanno ritenuto più che mai opportuno dichiararci guerra. Anche Genova, no. Si vede che Genova non ha partecipato perché abbiamo una tregua, ma tutti gli altri hanno partecipato molto volentieri. L'unica cosa, cioè le note positive è che c'è lì l'Inghilterra in guerra, ma non so fino a che punto possa essere una nota positiva. Aiuto! Se riuscissi però a vincere un tantino, ma proprio un tantino, sta guerra, potrei magari prendermi l'Icca e le colonie inglesi. Cioè, come faccio a pensare che vincerò questa guerra? Non lo sa nessuno, tantomeno io. Io direi che la cosa utile da fare sarebbe progredire tecnologicamente. Già. Non era proprio il momento per la guerra. Questo, no? Ok. Non era il momento adeguato, però scusate, anch'io sono un genio, per fortuna in questa armata non ci sono tanti cavalieri. Vabbè, abbiamo comunque la situazione sotto controllo, senza dubbio, eh. Ah, siamo anche fortunatissimi che riusciamo a... Ma è una cosa fortunatissima sta guerra, possiamo anche prenderci questa colonia. Naturalmente. Sono tutte cose positive queste, sì sì. Non aspettavamo altro che questa guerra, potremmo dire. Oh mio Dio! Allora, vediamo il confronto degli eserciti, ma non siamo neanche così inferiori, a dir la verità. Quanto a fanteria, no. Il resto un pochino. Va bene, dai. Alla prossima, speriamo che vada tutto bene.